Una volta che è terminata la mondatura dei pistilli, si procede all'essiccazione di questi. L'essiccazione può essere fatta in vari modi. L'importante è che questi non vengano esposti a una fonte di calore troppo elevata. Deve essere blanda, non deve superare i 45 gradi. Questa essiccazione, per essere fatta in modo razionale, ha bisogno di essiccatori specifici, ma può essere fatta anche in casa. Si può esporre il pistillo a una blanda fonte di calore, che può essere anche il calore di un caminetto. Una volta che sono stati essiccati, i pistilli devono essere conservati e devono essere conservati all'interno di barattoli di vetro ermetici, possibilmente scuri, e conservati al buio, perché la spezia, se viene esposta alla luce e all'aria, perde le sue caratteristiche organolettiche.